Abbiamo appena donato 50.000 euro del taglio dei nostri stipendi al fondo per i danni causati dal maltempo in Veneto, un segnale concreto per far capire che una politica diversa c'è. L'avevamo detto in campagna elettorale e l'abbiamo promesso. Questa è l'ultima tranche delle somme che noi abbiamo sul nostro conto corrente e che periodicamente destiniamo ad alcune attività o ad alcune emergenze sul nostro territorio. Sì, giustamente avevamo già dato 60.000 euro all'emergenza del tornado in Riviera del Brenta, appena insediati, poi abbiamo provveduto a donare altri 50.000 euro del taglio dei nostri stipendi alle scuole per progetti scolastici e ora arrivano, purtroppo per effetti negativi del maltempo, però purtroppo è una cosa che è naturale, arrivano questi 50.000 euro per il territorio, per i cittadini. Ovviamente invitiamo chiunque possa a fare una piccola donazione all'IBAN dedicato alla Regione Veneto, oppure potete usare questa scusa per andare nelle nostre montagne quest'anno e farvi le vostre vacanze natalizie, che sarà comunque un segnale molto molto forte che i nostri cittadini lassù si aspettano. Grazie.